L'eccesso di pioggia e le basse temperature di queste settimane stanno mettendo in ginocchio le campagne, semine sospese, frutta e ortaggi in ritardo con possibili rincari dei prezzi. Ladri scatenati nel fine settimana nel mirino 2 abitazioni a Treviso in via Santa Bona e a Quinto, dove i malviventi sono stati messi in fuga dai proprietari. Braccio di ferro sull'autonomia, il ministro Erika Stefani annuncia: sono pronta, porterò l'autonomia nel prossimo Consiglio dei Ministri, chi è contrario se ne assumerà le responsabilità. Europee bollenti, la candidata Dem Alessandra Moretti attacca Salvini e Meloni, li denuncio per avere creato contro di me la fake news delle tendine in cimitero per non turbare i musulmani. Finito nell'occhio del ciclone per le frasi razziste scritte sul proprio profilo Facebook, un candidato consigliere del centrodestra a Vittorio Veneto ritira la candidatura. Alberi abbattuti per ragioni di sicurezza dopo le proteste per il taglio di alcune piante anche secolari sulle sponde del Sile a Sant'Angelo, oggi risponde l'ente parco. Ieri la lunga diretta su Antenna 3 per lo sfilamento delle penne nere alla Dunata Nazionale degli Alpini a Milano. Ascolti record per la nostra emittente ed il vostro grazie per la giornata di festa. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano il maltempo, danni ingenti all'agricoltura, l'eccesso di pioggia e le basse temperature di queste settimane stanno mettendo in ginocchio le campagne, semine sospese, frutta e ortaggi in ritardo con possibili rincari sui prezzi, la Coldiretti, un maggio che sembra novembre. Sentiamo. Piogge battenti, temperature autunnali, grandinate, il maltempo che dopo la grande siccità invernale da settimane flagella anche il Veneto sta facendo sentire gli effetti sull'agricoltura. Semine sospese, raccolti in ritardo, calo della produzione. I danni sono già evidenti. Che vanno dall'asfissia radicale fino appunto a ritardi nelle semine, nei trapianti delle colture, oppure danni evidenti come nel caso dell'asparago, dove purtroppo non si riesce ad andare in campo e le temperature basse impediscono la maturazione del frutto e quindi di conseguenza si hanno danni sulla produzione abbastanza rilevanti. Soprattutto per le produzioni orticole, il ritardo della semina per l'impossibilità di entrare nei campi allagati potrà avere ripercussioni sulla produzione e sui prezzi. Una carenza di offerta e quindi sicuramente con un rischio di un rincaro anche abbastanza importante se continua questo tipo di situazione. Le colture più a rischio al momento sono quelle non ancora seminate come il mais e quelle in fase di raccolta o maturazione come l'asparago e le ciliegie. Il mutamento climatico sta facendo sentire i suoi effetti anche attraverso la frequenza sempre più allarmante di eventi estremi, cresciuti in questa anomala primavera del 2019 del 62% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per la vite devastanti le grandinate di una decina di giorni fa nell'area collinare del Prosecco, con un danno ad ora stimato intorno al 5-6% della produzione. Nei prossimi giorni è prevista ancora instabilità, con un nuovo peggioramento il prossimo fine settimana. Per quantificare il danno complessivo all'agricoltura bisognerà attendere giugno. Nella seconda metà di giugno avremo i dati più precisi, perché riscontreremo sulle colture in atto quella che è il frutto negativo di questa fase di stagione. Ladri scatenati nel fine settimana nel mirino 2 abitazioni a Treviso in via Santa Bona e a Quinto, dove i malviventi sono stati messi in fuga dai proprietari. Ma mi è bello che neanche non siamo neanche in corto. Si è in corto il fiol più tardi perché era la luce impisciata in camera dal canceo e si è in corto della luce. Io dentro ho detto: come mai c'è la luce in camera? Madonna, mamma, cosa che era. In camera mia, cosa che era. Da pianza. Tutto me tira fuori, tutto dagli armadi, dai cassei, paio di altra volta. Tutto, non vi era più niente dentro. Il letto poi era del fa il letto. Mi sono stufa di queste robe, sono stufa. Ancora non si capacita la signora Sartori di quanto accaduto ieri sera nella casa dove vive con marito e figlio in via Santa Bonanuova a Treviso. I ladri sono entrati da una finestra sul retro ed hanno rovistato ovunque alla ricerca di soldi e gioielli. Magro il bottino, la tessera bancomat ed alcuni capi di biancheria. I gioielli di famiglia erano già stati razziati. Non è la prima volta infatti che l'abitazione finisce nel mirino dei ladri. Che volte mi portate tutto. È la terza volta che viene.
Non sia prima, è la terza volta che viene. Ladri scatenati anche a Quinto, ma in questo caso sono stati messi in fuga dai proprietari. È accaduto sabato notte in via Trieste. Mia nuora ha sentito dei rumori, anche delle voci, e niente, mi ha subito chiamato perché ha preso paura. Mi ha subito chiamato e dopo niente, sono andato fuori, sono andato giù per le scale, loro hanno sentito che non mi ha chiamato e basta, sono spariti. Un colpo studiato, secondo i proprietari, i ladri stavano tenendo sotto controllo l'abitazione. Secondo me hanno scogitato tutto perché mio figlio è andato, perché siccome deve sposarsi, allora è andato fuori con l'addio celibato con i ragazzi. Sembra una cosa, sembra proprio fatta organizzata, sembra. Oh. Le palazzine di questa via erano già finite nel mirino dei ladri che avevano razziato diversi appartamenti lo scorso dicembre. Indagano i carabinieri. Paura questa mattina, pochi minuti prima delle 8 a Refrontolo per un'auto improvvisamente andata a fuoco. Sono stati attimi di terrore per l'automobilista, grande spavento. L'uomo è riuscito ad uscire dalla vettura pochi istanti prima che le fiamme avvolgessero e distruggessero completamente la vettura. Vedete nelle immagini, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano. E torniamo ora a parlare di autonomia, resa dei conti ormai vicina nel governo sulla questione appunto dell'autonomia. Il ministro Erika Stefani ha annunciato oggi che sul tema verrà data una risposta alle regioni nel prossimo Consiglio dei Ministri e così appunto Erika Stefani ha lanciato un avvertimento agli alleati di governo. Sentiamo. L'autonomia è nel contratto di governo. Il prossimo Consiglio dei Ministri sarà la sede opportuna per dare una risposta alle regioni. Chi è contrario se ne assumerà la responsabilità. La nota diffusa in giornata dal Ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia, la vicentina Erika Stefani, lascia poco spazio alle interpretazioni. Il messaggio agli alleati di governo è forte e chiaro. Il tempo, sembra dire Stefani ai ministri 5 Stelle, è scaduto. La prova di forza a 2 settimane dal voto per le elezioni europee e all'indomani del successo dei pentastellati nei ballottaggi per le comunali in Sicilia. Io credo che non sia più tempo di tergiversare, di perdere anche tempi e creare anche allarmismi presso i cittadini del Sud, i quali hanno tutto il diritto ad avere servizi, avere una politica che gestisca le risorse con sapienza, con adeguatezza e con virtuosità. Il lavoro serio e costruttivo fatto in tutti questi mesi non può essere ridotto a sterile polemica, rincara Stefani. L'autonomia non è una deriva ma un'ottima soluzione per avvicinare le scelte ai cittadini, garantendo servizi a tutti, tagliando finalmente gli sprechi. Il riferimento è alle dichiarazioni del vice premier Luigi Di Maio, arrivate da Matera. Di Maio che ha parlato di una serie di derive. Non posso consentire che il Movimento 5 Stelle stia zitto, ad esempio sull'autonomia, ha detto, sottolineando che si deve fare per Lombardia e Veneto, ma non per creare una scuola di Serie A o Serie B o una sanità di Serie A o Serie B. Questo non è assolutamente accettabile. Se vi sono delle perplessità, che me le si dica. Che mi si dica qual è una proposta alternativa che io non ho mai visto in questi mesi. Leggo solo un dibattito fuori dal Consiglio dei Ministri, fuori dal Parlamento, sui giornali, nelle televisioni, su battute nei comizi. Allora, che si parli seriamente di autonomia, e questo penso che è il grande discorso di responsabilità, di ragionevolezza e di concretezza che è quello che vogliono i cittadini. È una campagna elettorale che lancia discredito e fango sugli avversari politici. La candidata Dem Alessandra Moretti, vittima di fake news, vuole formalizzare una denuncia querela nei confronti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Sentiamo. Fake news piene di bugie, piene di balle, costruite ad hoc per gettare discredito e fango nei confronti degli avversari politici. Non usa giri di parole per esprimere dissenso per l'attacco web di cui è vittima Alessandra Moretti, consigliera regionale veneta del PD e candidata Dem alle europee nella circoscrizione nord-est.
Nei giorni in cui Facebook ha chiuso 23 pagine di notizie false italiane, la metà delle quali diffondeva contenuti a sostegno di Lega e Movimento 5 Stelle, spiega la Moretti, bisogna fermare questo manganello virtuale di cui sono stata vittima con la bufala delle tendine nei cimiteri per oscurare i simboli cattolici. Un video estrapolato ad arte rilanciato sui social. Sì, ho deciso di querelare Matteo Salvini, ho deciso di querelare Giorgia Meloni perché hanno costruito una bufala a mio danno circa appunto questa idea assurda sulle croci, sulle tendine nei cimiteri, e quindi io ho deciso appunto, siccome è stato provato che trattasi di una bufala, di una bugia, di denunciare chi ha speso addirittura 10.000 euro, pare, come Matteo Salvini, per divulgarle in rete. Notizie false e insulti è un modo di fare politica indegno di un paese civile, pericoloso per la democrazia. È bene che l'Europa si attivi per limitare, per bloccare, per sanzionare penalmente chi produce delle informazioni false e scatena l'odio sui social. La prima cosa che farò in Europa, se sarò eletta in Parlamento, è una legge sull'odio in rete, l'hate speech. Assolutamente sì, sarà un obiettivo, e chiedo a Matteo Salvini se è vero che lui ha speso parte dei 49 milioni che la Lega ha sottratto ai cittadini italiani per costruire questa piattaforma denominata Le Bestie, che costruisce appunto balle, bugie, bufale che vengono gettate addosso agli avversari politici. Vorrei che Salvini mi rispondesse. Riduzione del costo del lavoro, stop alla disparità di stipendio fra uomini e donne e tutela del Made in Italy sono solo alcuni capisaldi della Moretti. È necessario diminuire la pressione fiscale in Italia, è necessaria una pressione fiscale uguale per tutti. In Italia la gente guadagna troppo poco rispetto all'Europa. Allora, se noi diminuiamo il costo del lavoro, riusciremo anche a mettere nelle tasche degli italiani più soldi. Finito nell'occhio del ciclone per frasi razziste sul profilo Facebook, frasi che alla fine gli sono tornate indietro come un boomerang. È successo ad un candidato alle elezioni comunali a Vittorio Veneto. Sentiamo. Spazzato via dall'onda lunga delle dichiarazioni che lui stesso aveva pubblicato sui social, Tancredi Sforzin, candidato consigliere a Vittorio Veneto nella lista Tony Miatto sindaco, si è ritirato dopo essere finito alla ribalta nazionale per le frasi razziste che in più occasioni aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook. Sforzin, insegnante in una scuola primaria a Gagliarine, aveva preso di mira soprattutto i migranti africani, definiti ripetutamente con il noto epiteto dispregiativo, ed al centro di insulti come questo: gli fanno pulire il meschio quando non sono in grado di lavarsi nemmeno le mutande, o ancora guardano i fuochi d'artificio gratis, senza aver versato nemmeno un euro al comitato festeggiamenti. Frasi risalenti a qualche anno fa, ma che non sono sfuggite all'osservatorio antifascista vittoriese, che le ha denunciate e riportate alla luce. Un catalogo di frasi aggressive e razziste, arricchito, in occasione del Panevin, dell'intenzione di bruciare tutti i libri di Gramsci della biblioteca di Vittorio Veneto, e da farneticazioni inneggianti ad un fuoco sacro degli antichi per curare tutti i mali del corpo e della mente. Una misura decisamente colma, e la bufera che si è scatenata ha portato sia il capolista che il candidato sindaco Tony Miatto a prendere le distanze da Sforzin, costringendolo di fatto a fare un passo indietro. Non ero a conoscenza di quanto detto in passato da Sforzin, si è scusato Miatto, e non posso che dissentire in quanto sono pensieri che non ci appartengono. Torniamo ora a parlare dell'abbattimento di alcune piante, tra le quali anche degli alberi secolari, avvenuto sabato sulle sponde del Sile nel quartiere di Sant'Angelo. Dopo le proteste e la ribellione dei residenti, oggi interviene sulla questione l'ente Parco del Sile, alberi abbattuti per ragioni di sicurezza, dice. Sentiamo. Per l'intero pomeriggio i telefoni della redazione di Antenna 3 sabato scorso non hanno smesso di squillare. Tanti residenti e i trevigiani in passeggiata a Sant'Angelo, in pieno Parco del Sile, che ci chiamavano indignati per gli abbattimenti di alcune piante all'apparenza in buona salute. A rispondere sulle motivazioni che hanno spinto a tagliare gli alberi è il commissario straordinario del Parco Sile. Perché il parco ha ricevuto delle segnalazioni che 2 piante erano molto inclinate, e per cui abbiamo fatto un primo intervento di sopralluogo e ci siamo resi conto che una pianta era veramente fuori asse, ce n'è una seconda altrettanto fuori asse con le radici scoperte, e una in piedi ma sembra secca, per cui
per salvaguardare l'incolumità della gente che passa in quella località, si è deciso di fare il taglio pure a malincuore, perché noi non tagliamo gli alberi volentieri. Col progetto Silife questo parco ne ha appena piantati quasi 6.000, non è che siamo per il taglio. Certo, quando gli alberi creano un pericolo per le persone, è evidente che dobbiamo intervenire. Tra le piante da tagliare vi era un altro albero, poi risparmiato a causa delle proteste. La cittadinanza chiede ora se verrà risparmiato. Adesso abbiamo transennato con il comune e con i vigili l'area. Adesso manderemo un laureato in scienze forestali iscritto all'ordine degli agronomi per fare una verifica puntuale, ma non sarà l'unica. L'idea è, in collaborazione con i comuni, di raccogliere le segnalazioni di queste situazioni e di fare un monitoraggio. Dopo il monitoraggio verranno prese le giuste considerazioni. Valuteremo gli interventi da fare, non necessariamente gli alberi sono da tagliare, magari basterà in alcuni casi alleggerire le chiome. Ci fermiamo ora per la pubblicità, restate con noi subito dopo un'ampia pagina dedicata alla Dunata degli Alpini. 3. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, la pagina ora dedicata alla Dunata Nazionale degli Alpini a Milano, in 30.000 dal nord-est, la rappresentanza trevigiana come sempre la più numerosa. Commozione anche da parte del governatore Zaia al passaggio del basto del grande vecchio Iroso, l'ultimo mulo alpino morto un paio di settimane fa all'età eccezionale per un mulo di 40 anni. A voi signore e signori, come promesso, la sezione di Vittorio Veneto, la città della vittoria. Nella Dunata Nazionale del Centenario sfila in Piazza Duomo a Milano l'orgoglio alpino del Veneto. In 30.000 la stima dal nord-est, 90.000 le penne nere che hanno preso parte dalla mattina al tardo pomeriggio al lungo sfilamento. In 500.000 tra alpini e simpatizzanti, quelli che hanno invaso nella 3 giorni della Dunata il capoluogo lombardo. Sfila a Vittorio Veneto con i suoi alpini, i suoi sindaci, ma soprattutto nel ricordo dei suoi vecchi, e tra loro c'è anche Iroso, storico mulo della brigata morto 2 settimane fa all'età di 40 anni. Signori, oggi a ricordarlo ci sono i suoi sconci e c'è il suo basto. Ora Iroso senza il basto, sii felice con loro. C'è Tony De Luca, l'alpino che lo salvò dal macello, a spingere il carrello col basto di Iroso, a cui il governatore Luca Zaia dedica un post su Facebook. Il ricordo di Iroso, il mulo alpino più vecchio d'Italia, piomba sulla Dunata, scrive: un silenzio commosso lo accoglie e tutti rendiamo omaggio a questo generale che ci ha lasciato da poco. Sfilano le sezioni storiche, Valdobbiadene, Conegliano, Treviso, sotto gli occhi del ministro della difesa Elisabetta Trenta, sfilano Asiago e Bassano del Grappa, sfila immancabile Riccardo Cerantola, alpino vicentino malato di SLA, ma il suo nome non dice abbastanza, ripete lo speaker. Non serve, capite? Serve il nostro applauso. Serve avere dietro una compagnia di amici che non ti lascia a casa. Serve avere qualcuno che una settimana fa ha detto come non vieni? No, devi venire anche tu insieme con noi alla Dunata Nazionale degli Alpini. Gli alpini, forza di primo soccorso nelle emergenze, una delle anime principali della protezione civile nazionale, ma anche presenza silenziosa, quotidiana nel sociale di comunità grandi e piccole. Sfilano i nomi e i simboli delle montagne venete legate a doppio filo agli alpini e alla storia d'Italia dell'ultimo secolo. Sfila il Veneto intero, da Belluno a Venezia, da Padova a Vicenza, e infine il passaggio della Stecca con la città della Dunata 2020. Altra regione, altro orizzonte, quello del mare di Rimini. Saluto dalla zona delle tribune il Labaro che lascia lo schieramento.
E grande successo ha avuto anche la diretta di Antenna 3, dedicata appunto ieri per tutta la giornata alla Dunata Nazionale di Milano. Tanti i messaggi che abbiamo ricevuto, moltissime telefonate, anche di grazie per non avere mancato a questo appuntamento con le penne nere. La marca gioiosa e amorosa è fatta degli alpini. Vi dico grazie, grazie, grazie Antenna 3. Siete più che speciali, ciao! Ascolti Record è una grande famiglia, quella degli alpini, che è tornata a riunirsi grazie alla diretta di Antenna 3 della 92esima Dunata Nazionale, la Dunata del Centenario. In tantissimi avete seguito il lungo sfilamento delle penne nere a Milano, inviando alla nostra segreteria telefonica messaggi di vicinanza e calorosi saluti proprio agli alpini. E in particolare alpino paracadutista Aldo Facci, detto Fulmine, da Luciano, Covolo, Treviso. Saluto gli alpini da Treviso e auguro che l'Italia sia tutta alpina. Se potete, io sto guardando la televisione Antenna 3 e ripeto, un saluto da parte di Giorgi. Un saluto a tutti i colleghi del 63esimo C di Aosta, a Gabriele Roncato. Vorrei fare gli auguri a tutti gli alpini del battaglione Tolmezzo, maresciallo maggiore Dondoni Augino. Viva gli alpini! Sono la moglie di Guglielmo Pietro da Tiene, provincia di Vicenza. Vorremmo salutare tutti gli alpini che sono a Milano. Anche mio marito sarebbe stato alpino, però adesso è un invalido civile e ha 88 anni e si chiama Piero. Grazie, grazie mille e viva gli alpini, grazie. Un entusiasmo trascinante che solo gli alpini sanno sollevare. Per la nostra emittente una giornata da ricordare, grazie anche ai vostri messaggi. Volevo ringraziarvi per il servizio che state facendo alla televisione locale con Antenna 3, siete i più bravi del resto d'Italia. Grazie. Arrivano lungo questo corso portando in alto il loro simbolo Mai Strack. Cambiamo argomento. L'ex Umberto I di Piazza del Grano inaugurato il primo esempio di social housing. Vediamo di cosa si tratta. Abbiamo ristrutturato un sito archeologico della città di Treviso che è veramente una cosa stupenda. Sorridono i nuovi residenti del condominio Umberto I a Treviso perché non sono affittuari qualsiasi ma il primo esempio del futuro sociale assistito per la terza età. Lo chiamano in inglese social housing, ma per chi fa questa scelta si traduce in tranquillità di vita. La casa grande, i miei figli preferivano che stassi tranquilla, che stassi in un posto così. Ma il condominio Umberto I è qualcosa di più perché guardando questi locali nuovi di zecca non va dimenticato che qui siamo nella struttura dello storico ex ospizio cittadino ed ancor prima di uno dei conventi della Treviso medievale. Chiara la difficoltà di trasformare per ridare vita ad una struttura vuota senza cancellare la storia. Sono 8 appartamenti stupendi, come ha visto, in questa posizione, ma è solo una delle tappe. La tappa più importante, il tappone di montagna, diciamo, ce l'abbiamo con il chiostro, dove ci saranno gli ultimi 22-23 appartamenti, a seconda degli spazi che andremo a durare, che completeranno i 43-44, dipende dagli spazi, che saranno fatti per l'intero co-housing, più i 32 che abbiamo già sul corso. Abbiamo 180 richieste su 40 appartamenti, di cui 19 già consegnati. Insomma, non solo un condominio, ma a Treviso sta prendendo forma il primo quartiere della terza età, al quale però manca ancora una piazzetta senza auto. Speriamo che la nuova amministrazione capisca che questi 50 metri con 30 macchine, con 6 o 7 plateatici in mezzo vanno tolte, insomma, cioè anche per permettere ai nostri anziani di comunicare tra loro e di infiltrare su questo sito meraviglioso senza avere le biciclette e le macchine che ti vengono addosso, insomma. Un progetto che avanza mentre va verso la scadenza il presidente Caldato, che non nasconde la speranza di un altro mandato per poter concludere il progetto. Devo dire una cosa, che ho trovato una grande squadra, un grande CDA, la regione che ci ha seguiti, devo dire che è stato un grande gioco di squadra perché da soli oggi non si fa nulla.
Siamo allo sport basket, la De Longhi fa sua gara 1 dei quarti playoff contro Rieti grazie ad una difesa superlativa. Il vecchio adagio di Vince Lombardi, leggendario coach del football NFL degli anni 60, resta una legge non scritta dello sport. Con l'attacco riempi lo stadio, ma con la difesa vinci le partite. E chi ha predicato difesa e intensità fin dal primo passo sul parquet di Treviso, ovvero coach Max Menetti, esce da gara 1 con la sensazione che i suoi ragazzi abbiano recepito la lezione. Perfezionista fino all'osso, Menetti sottolinea però le 14 palle perse, le amnesie viste qua e là, ma non può non elogiare il ritmo che Treviso ha imposto a Rieti. 73-51 per gara 1 dei quarti al Palaverde, avversari tenuti al 38% da 2 e al 21% da 3. Una De Longhi che sembra non accorgersi, anche questa è un'arma in più, di due assenze non di poco conto. Lombardi, out per il resto dei playoff, e Logan. Così, oltre a Barnett, sono Alviti, Tessitori, Uglietti e Severini a prendersi il proscenio. Il ritmo difensivo dobbiamo aumentarlo sicuramente. Il fatto siamo una squadra che ha sempre trovato protagonisti diversi di partita in partita, sì, durante la stagione di domenica in domenica. Dobbiamo avere la forza invece di trovare protagonisti diversi da una partita all'altra. Di sicuro tutti devono rimanere su quello che è il nostro mantra, che è la grande intensità e soprattutto la grande concentrazione. Insomma, coach Menetti vuole alzare ancora di più la gara 2 di nuovo al Palaverde contro una Rieti che cercherà di vendere cara la pelle. Sappiamo benissimo cosa andiamo a incontrare giocando contro Rieti, abbiamo grande rispetto del nostro avversario e per questo sappiamo, lo ripeto, che dobbiamo alzare il nostro livello, al di là di quello che faranno loro martedì sera. Tra pochissimo torna 20:10, questa sera ospiti in studio Carla Condurso del Popolo della Famiglia e Sandra Savino di Forza Italia e dopo dalle 21:15 come ogni lunedì torna al ring, la politica alle corde, in studio ospiti di Ferdinando Avarino, questa sera Marco Zullo del Movimento 5 Stelle, Sandra Savino di Forza Italia, Gian Antonio D'Arè della Lega, Laura Puppato del Partito Democratico e poi in collegamento da Trieste Francesco Clun di Casa Pound e in diretta da Bassano collegamento con il vice premier Matteo Salvini. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio in chiusura al meteo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni migliora lievemente il tempo, anche se in alcuni settori permarrà una certa instabilità. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà maggiormente stabile e anche per lo più soleggiato. Tuttavia non si esclude qualche occasionale piovasco in serata e in nottata. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime tra 14 e 16 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia con più sole al mattino, poi dal pomeriggio nuvolosità in aumento anche con isolate precipitazioni, tuttavia meno probabili come vediamo sul Pordenonese. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 14 gradi. Sarà una bella giornata di sole sul Trentino Alto Adige dove avremo un cielo sereno al massimo poco nuvoloso, ancora qualche nevicata sui confini alpini dai 600 metri di quota. Temperature minime sui 6 gradi, massime tra 17 e 18 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.